Ciao napoletani, aiutateci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dal Napoli. Grazie. Andiamo al video. Il Napoli vince a Braga, aprendo la stagione europea con 3 punti. Tra gli uomini decisivi, Giovanni Di Lorenzo. Braga 1, Napoli 2, grazie al gol di Di Lorenzo e ad un autogol dei padroni di casa, i campioni d'Italia in carica ottengono i primi 3 punti del girone. Le parole del capitano. Intervistato dai microfoni Infinity, Giovanni Di Lorenzo, uno dei migliori in campo e autore del primo gol del napoletano, ha commentato la partita. In Europa tutte le partite sono difficili. Abbiamo creato tante occasioni da gol e non le abbiamo trasformate. È stata una vittoria conquistata con fatica, esordisce il capitano azzurro, confermando che in Europa non esistono partite banali. Il terzino poi concentrato sulle difficoltà incontrate dalla squadra soprattutto nella ripresa e sulla mancanza di mentalità di cui accusano la squadra. Lo spirito di sacrificio non dovrebbe mai mancare nel calcio. A noi non è mai mancato, stasera. Abbiamo dimostrato che abbiamo ancora fame. Questa vittoria è importante in un girone molto complicato. Il terzino ha poi continuato a Sky Sport. Non ho preso molto bene la palla, ma era un gol molto bello. La celebrazione? Senza segnale ho festeggiato nello spogliatoio. Il meglio per noi, ancora una volta sui rischi che ha corso la difesa nel secondo tempo. Abbiamo sofferto con i loro dribbling. Potevamo chiudere nel primo tempo e poi dentro il secondo. Ma siamo riusciti a soffrire, l'ex giocatore dell'Empoli, infine, ha commentato le voci esterne che vedrebbero un gruppo meno coeso. Non ci preoccupiamo delle voci esterne, la squadra è concentrata e lavora bene in settimana. Qual è la tua opinione, fan? Ti è piaciuta la nostra vittoria? Oppure no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale così possiamo crescere. Grazie. Al prossimo video.